questo ESMO 2025, ESMO Brest, abbiamo avuto l'opportunità di presentare i risultati del nostro studio multicentrico, 12 istituzioni in tutta Europa, che è andato a valutare il ruolo prognostico dei TILS nei pazienti che hanno una risposta patologica completa dopo trattamento neoadiuvante con tumore della mammella triplo negativo. Abbiamo incluso 613 pazienti con risposta patologica completa, i TILS valutabili. Abbiamo scoperto che i TILS sono prognostici in questo sottogruppo di pazienti, identificano pazienti ad alto rischio di recidiva quando sotto il 30%. Se combinati con lo stato linfonodale, sono in grado di identificare un sottotipo di pazienti che prima non era stato riconosciuto, che sono i pazienti con bassi TILS e coinvolgimento linfonodale alla diagnosi. Questi hanno un tasso di recidiva dell'83% e un tasso di mortalità dell'84% a 5 anni, quindi un sottogruppo di pazienti ad alto rischio, prima misconosciuto, che a nostro avviso potrebbe essere diciamo, ruolato in studi che testano l'intensificazione dei trattamenti. Stiamo validando i risultati di questo studio in una coorte di pazienti trattate con la sola immunoterapia nell'ambito di un consorzio multicentrico Gambit, in quanto i risultati del nostro studio si applicano soltanto a una coorte che era trattata nel 20% dei casi anche con l'immunoterapia e quindi questa validazione è attualmente in corso. Riteniamo che l'applicazione clinica dei risultati del nostro studio non sia immediata, non stiamo sostenendo che questi pazienti con bassi TIL e coinvolgimento linfonodale alla diagnosi debbano essere tutti stadiati e siano considerati tutti ad altissimo rischio. Il nostro studio però alza un po' il livello di allarme, cioè ci suggerisce che c'è un sottogruppo di pazienti che potrebbe meritare di essere incluso in studi di escalation del trattamento, mentre ad oggi sono per lo più inclusi in studi che provano ad escalare il trattamento, come la sospensione dell'immunoterapia.